Questo è lo spaccio del caseificio San Rocco, qui a Tezze sul Brenta in provincia di Vicenza, una puntata proprio tutta tra l'altopiano di Asiago e la Pedemontana e la prima pianura. Qui nel caseificio San Rocco si produce un ottimo formaggio Asiago DOP, ma poi vi parleremo come sempre di altre questioni legate ai produttori e legati chiaramente anche ai consumatori dei parchi. Sigla. Eccoci quindi allora in sala lavorazione qui dentro al caseificio con Gino Antonello il casaro che ci spiega velocemente come nasce il formaggio. Buongiorno, allora, il formaggio Asiago fresco nasce, noi abbiamo dei soci che producono del latte e arriva in caseificio freddo a 4 gradi, noi lo stocchiamo, poi andiamo a prenderlo per la pastorizzazione, inizia la lavorazione, c'è la rottura della cagliata, la separazione del siero praticamente. La cagliata poi viene lavorata per riempire i stampi, per essere aggiunto poi un marchio del consorzio d'Asiago dove viene identificato il caseificio, ma anche un numero progressivo dove che noi quella forma che nascerà in questo momento la rintracciamo nel mercato. Però noi siamo venuti qui anche per capire, ecco, come il consorzio del formaggio Asiago DOP ha utilizzato i fondi che ha ricevuto sulla misura 133 che sono per la promozione. Esatto, infatti noi grazie ai contributi della misura 133 abbiamo fatto 3 tipi di attività promozionali. Una campagna TV nazionale in Italia, dopodiché abbiamo fatto un'attività in Germania con l'obiettivo di aumentare i volumi di vendita di export nel mercato tedesco. Presidente, perché adesso lei ci ha messo tra queste forme dell'Asiago anche quella del Collina Veneta? Il Collina Veneta per noi, non per noi, in una rassegna a San Vincent su 370 tipi di formaggio, il Collina Veneta è diventato il miglior formaggio d'Italia e ancora oggi è il miglior formaggio d'Italia. Poi diciamo anche un po' la storia del caseificio sociale San Rocco qui a Tezze sul Brenta. Beh, il caseificio sociale San Rocco ha una storia ormai cinquantennale. Oggi siamo rimasti in 22 soci e lavoriamo circa 450 quintali di latte al giorno. Il nostro formaggio prevalente è l'Asiago, pressato, poi c'è il grana padano, il Collina Veneta e altri tipi, facciamo circa 18 tipi di formaggio. Non abbiamo terminato con la nostra trasmissione, adesso l'agenda del PSR e poi andiamo, a proposito di Asiago, andiamo sull'altopiano di Asiago con Claudio De Stefani. È salito a 42,2 milioni di euro il sostegno del PSR Veneto all'innovazione delle imprese agroalimentari, 12,2 milioni in più per la misura 123 del PSR, le graduatorie il 12 novembre. Sono oltre 1500 le domande finanziate dall'asse 4 leader del PSR Veneto per lo sviluppo locale e regionale. La mappa dei principali interventi è consultabile sul sito web www.gal.veneto.it. 130 milioni di euro sono le risorse per la competitività delle imprese agricole e agroalimentari messe al bando nel 2014 dal programma di sviluppo rurale del Veneto. Eccomi Mimmo, un saluto agli amici di Tiratera. Oggi per parlare di tutela del consumatore sono arrivato ad Asiago in provincia di Vicenza. Paesaggio bellissimo, ma sono qui per un motivo, perché parlo di legno e per farlo nel migliore dei modi ho chiesto aiuto a Franco Leonardo, che rappresenta il consorzio Legno Veneto, di parlarcene. Benvenuto innanzitutto Franco. Grazie, Consorzio del Legno Veneto, perché è sorto innanzitutto? Il Consorzio Legno Veneto è sorto per raggruppare un congruo numero di aziende venete che lavorano nel legno tutte sotto vari aspetti, quindi dai proprietari forestali fino all'ultima lavorazione del legno,
per fare in modo di potersi presentare al pubblico in maniera più importante, perché la maggior parte delle aziende venete che lavorano in legno sono aziende di piccole e medie dimensioni. Quindi in questo modo garantiamo anche la qualità, che però prima di tutto crea anche una sorta di filiera corta. Sì, allora la qualità del legno veneto è ottima, perché abbiamo dei boschi che nella storia hanno sempre fatto, si sono sempre stati utilizzati per strutture molto importanti, abbiamo dei grandissimi esempi in tutte le nostre città. E abbiamo interesse e siamo convinti di voler rilanciare questo utilizzo anche per favorire il cliente nel garantirgli un prodotto che possa sapere da dove arriva, quindi siamo in grado attualmente di poter portare anche il cliente nel bosco da dove arriva il suo prodotto. Chi vi aiuta in questa avventura del consorzio? Allora, fin dalla nascita del consorzio la Regione Veneto ci è sempre stata vicina, inizialmente appoggiandoci semplicemente solo politicamente, in un secondo momento grazie a iniziative nostre ci ha appoggiato anche finanziariamente e politicamente standoci vicino nella stesura di leggi e regolamenti che possa facilitare il nostro lavoro. Benissimo, allora io ringrazio Franco Leonardo per la sua testimonianza naturalmente. Grazie. Io mi fermo qui per il momento, passo la linea a Mimmo Vita e quando ci ritroveremo vi porterò a scoprire un altro bosco del nostro Veneto. Però attenzione, questo bosco ha una particolarità, ve la svelo dopo. E dall'altopiano di Asiago scendiamo di nuovo sempre in provincia di Vicenza al piano, ma siamo appena alle falde, queste zone di risorgive, qua siamo a Lupia di Sandrigo. Le vacche sono importanti, questo latte qui diventa tutto formaggio, è formaggio di qualità, formaggio soprattutto Asiago, DOP e anche ovviamente Grana Padano. Però siamo qui con la famiglia Parise perché loro, i giovani Parise in particolare, hanno voluto approfittare della misura 133, anzi in particolare della misura 112, quella che parla dell'insegnamento dei giovani in agricoltura. E perché? Perché avete voluto approfittare di questa occasione? Perché dopo aver studiato per un po' d'anni all'Istituto Agrario di Bassano, abbiamo deciso di portare avanti l'attività di famiglia perché ci vedevamo pronti a fare questa scelta e volenterosi di andare avanti con l'attività di famiglia e ci siamo messi dentro, io e mio cugino, con l'attività, cioè con il papà e i nostri zii che ci insegnavano ogni giorno e ci insegnano ancora e portare avanti questo lavoro perché ci piaceva e vedevamo un futuro in questo. Avete anche acquistato delle macchine? Sì, abbiamo acquistato un trattore di cui abbiamo preso delle attrezzature come dei preparatori del terreno, eccetera, per le lavorazioni minime del terreno soprattutto. Tutto questo è nell'ottica di un'azienda che deve guardare la qualità, perché qua si fa latte di qualità, un'azienda che deve sempre innovare. Voi avete 140 ettari in gestione, per cui dovete fare tanta produzione. Sì, noi altri è importante produrre bene, avere una qualità di alto livello, animali sani, prodotti sani e questo comporta un investimento continuo. E comunque questo permette anche di avere un reddito e avere un futuro. Grazie Francesco Parise e noi adesso lasciamo questa bella realtà che è la Pedemontana Veneta e poi andiamo subito, torniamo in montagna, andiamo a Lusiana, vediamo Claudio. Aumentano le risorse di 150 milioni di euro. Per i nostri investimenti aziendali 800 milioni di euro. Per le start-up agricole dei giovani 150 milioni. Finalmente aumenta l'indennità per gli agricoltori di montagna. Agevolazioni economiche per agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Più futuro! Eccoci qui Mimmo per la parte conclusiva della nostra trasmissione. Io sono accanto a Fabio Pozza, è una guardia boschiva. Ciao Fabio, ciao. Benvenuto alla nostra trasmissione. Io mi trovo a Lusiana, sempre in provincia di Vicenza, sono a 1300 metri di altitudine e adesso Fabio vi spiega meglio dove siamo ubicati. Siamo in località Montecorno all'interno della proprietà boschiva del comune, in un bosco di faggio e abete. Questo bosco di faggio e abeti ha una particolarità che è diventato una sorta di progetto pilota. È così Fabio? Sì, perché assieme a altri 4 comuni nella regione Veneto abbiamo aderito al progetto Carbon Mark.
Di che cosa si tratta? Allora, vede coinvolto la Regione Veneto, la Regione Friuli Venezia Giulia, le università di Padova e di Udine, e da una parte vede le aziende emettitrici di CO2, tra virgolette, che inquinano, e dall'altra i proprietari boschivi che sono quelli che attraverso il bosco fissano le CO2. La natura ci regala questa bellezza. Gli alberi assorbono il CO2, qualcun altro da un'altra parte lo consuma questo CO2, per cui dice io consumo di lì, però compro sostanzialmente un po' di aria buona, è così? Diciamo così, diciamo che le ditte innanzitutto si impegnano loro stesse a ridurre la CO2 nei loro processi produttivi e poi come ultima possibilità possono acquistare dei crediti di carbonio da dei proprietari boschivi. Credo che questo sia un complimento che dobbiamo fare spassionatamente agli enti naturalmente, ma anche alle aziende che hanno aderito. E questo accordo per quanti anni dura? Allora, il loro impegno è quinquennale, mentre noi ci impegniamo a mantenere le piante e quindi non tagliarle per 30 anni. Gli ettari sono tanti? Sì, sono circa 4.000 ettari, adesso sono 3 unità fondiarie, questa è diciamo quella più vicina al paese, poi c'è una fitta rete di viabilità silvopastorale che può essere utilizzata sia d'inverno che d'estate per escursioni. Perché diciamo stanno bene le piante, ma stanno bene anche coloro i quali vogliono venire qui a visitare, non solo a piedi ma anche in mountain bike, mi dicevi? In mountain bike o anche a cavallo volendo. Visto che tu sei una guardia boschiva, come si comportano quelli che arrivano qui? Diciamolo pure. Generalmente sono bravi, poi c'è sempre qualcuno che fa calare la media. Fa calare la media. Allora togliamo le mele marce e veniamoci a godere questa bellezza della natura in provincia di Vicenza. Grazie a Fabio Pozza per la tua testimonianza, grazie a Mimmo Vita che con me ha condotto la trasmissione, ma come sempre un grazie a tutti quanti voi che l'avete seguita. Alla prossima puntata di Tira Terra. Arrivederci.